Attenzione, chiuda quel buco lì. Pronti? 1, 2, 3. È subito buono il segnale e si avvantaggia velocemente Coffee Mail. Coffee Mail ha preso gran partenza e guida nei Numero 1 confronti Corallo di Pink Contento Joe, mentre ha squalificato. sbagliato Corallo Pink. Coffee Mail completi i primi 200 in 16,8, seconda posizione per Contento Joe, mentre in terza c'è già Commander Lake che è partito bene dal secondo nastro ed è seguito da Carrera CL. Intanto i primi 400 in 32 abbondante, cavalli sulla piegata che completa i primi 600 di gara e ordine immutato, tutti in fila indiana alle spalle di Coffee Mail che si trascina Contento Joe, quindi Commander Lake che accenna a spostare all'esterno per un attimo ma torna sotto perché c'è ancora un parziale in 15,3, poi esce all'esterno. Questa volta ha deciso Lorenzo Baldi con Commander Lake che va su Coffee Mail per attaccare già all'altezza del chilometro che se ne va in 1,18,1, naturalmente preso dallo start. Commander Lake sfila quando manca più di un giro alla conclusione. In terza posizione rimane Contento Joe, gli altri sono sempre piuttosto discosti, capeggiati ora da Carrera CL che supera Cico dei Daltri. In coda rimane Cosimo Primo Cla. Tanto Commander Lake a 700 dal palo è in netto vantaggio, in seconda posizione sta intanto passando Contento Joe e sono i due più seguiti, andranno a fare l'arrivo perché Coffee Mail in cedimento a 500 dalla conclusione, accenna a spostare per un attimo Contento Joe, aspetta ancora però 400 alla conclusione, anche perché Commander Lake è sempre in vantaggio, anche se è richiesto ora. Contento Joe sposta a questo punto, Mattia Ricci va sull'allievo di Lorenzo Baldi, attacca a 250 dalla conclusione, è sempre in grado di impegnare severamente il capofila, attacca e sta già passando all'ingresso in retta d'arrivo. Contento Joe lascia sul posto praticamente Commander Lake che viene a vincere per distacco. Contento Joe con Mattia Ricci viene a vincere, Commander Lake che conserva il secondo posto, finisce bene Carrera CL al terzo. 1,17,4, c'è 31,6 a chiudere, ma c'è stato un 29,3 di penultimo quarto. La vittoria quindi per Contento Joe e Mattia Ricci, che vengono a vincere davvero in maniera molto molto convincente, piegando già all'ingresso in retta d'arrivo quello che era il favorito della corsa, Commander Lake, che restava su 3 primi consecutivi. Oggi ha pagato probabilmente i 20 metri di penalità, ha dovuto spendere anzitempo, nel finale è calato un po'. Vittoria comunque molto molto positiva per Contento Joe e Mattia Ricci che confermano il momento eccellente di scuderia e vincono davvero in modo nettissimo su Commander Lake, terzo posto per Carrera CL.